Allora, parliamo della tassazione. Che tipo di tassazione, su quale tassazione voi vi orientereste? Quindi da un lato abbiamo dei proclami di un certo tipo, dall'altro abbiamo quello che si sta succedendo in Italia dove si dice che si abbassa la tassazione, è stata abbassata anche adesso con un documento di economia e finanza, poi nei fatti non è assolutamente così. Siamo le solite, l'unica speranza per l'indipendenza e l'autonomia è quello che volete, è la rivoluzione armata. Così, solo così potremo avere speranza, altre promesse sarebbero campagna elettorale. E dopo rispondiamo No, beh, a ma questo. questo è un SMS estremamente inquietante. Devo Ce ne sono anche tranquillizzare gli altri. elettori e gli ascoltatori perché il problema è proprio quello di avere una visione, un progetto che si discosta dai pericoli di azioni che siano di piazza, confuse, Infatti quella è un po' spontanee. la paura Ma di sì, ci molti. mancherebbe. Noi vogliamo rigorosamente ottenere l'indipendenza esercitando il diritto che è quello di autodeterminazione per via istituzionale. L'abbiamo già dimostrato che è possibile perché abbiamo scritto e portato in Consiglio regionale e fatta approvare una legge, la legge 16 del 2014, che seppur impugnata dal governo non è mai stata sospesa e quindi si poteva anche votare. Questo è un punto fondamentale, tranquillizziamo le persone, noi vogliamo dare assolutamente garanzia di credibilità. Sappiamo che il percorso ha delle complessità, delle difficoltà, lo diciamo noi per primi, ma non per questo ci è impedito. Il diritto di autodeterminazione è un diritto che non è anticostituzionale, è antecostituzionale, cioè viene prima, non è contro, tanto per semplificare. Ma lei mi poneva la questione della tassazione. La questione della tassazione, vede, al di là della demagogia anche qua, di figure come Salvini o come Berlusconi che vengono a parlare di una flat tax addirittura al 15%, ci rendiamo conto, oggi paghiamo ufficialmente quasi il 45% l'ultima aliquota, Ufficialmente. sì, 43, beh, insomma arriviamo al 45% dell'aliquota IRPEF e qualcuno mi viene a dire io la porto al 15%. Cioè, allora sii conseguente, dimmi come fai fronte alle altre necessità, ti mancherebbero 2/3 delle risorse, cioè queste sono sparate da Bassport, dobbiamo dirlo. Chi lo abbia seguito in questa scena anche Berlusconi, io credo che veramente sia. D'altronde lasciamo perdere il passato e ne è la prova che la demagogia lascia il tempo che trova. Magari la gente sulla questione della tassazione in cadenze elettorali è molto sensibile, molto sensibile. E quindi si capiscono le ragioni di queste, però bisogna essere seri. Noi nella nostra proposta, noi abbiamo fatto un libricino dove spieghiamo esattamente tutti i nostri obiettivi di quella che sarà la realtà del Veneto indipendente, tra le altre cose sulla fiscalità abbiamo previsto che per quanto riguarda l'IVA si può, in base a degli studi, quindi tenendo conto della realtà economica di questo territorio, delle capacità delle aziende, dell'adeguatezza del principio, quindi di proporzionalità anche nel prelievo, l'IVA si potrebbe sicuramente tenere intorno al 15%. Questa è dei nostri studi. Quindi agendo sui consumi. Sui consumi. Le imposte indirette, no? Certo. Mentre per quanto riguarda le imposte sui redditi non dovrebbe mai superare il 30%, perché oltre questa percentuale, ed è possibile, ma nell'ipotesi più grave, quindi dovrebbe attestarsi tra il 20 e il 30%. Mantenendo il principio di Lei tenga presente proporzionalità. che in Svizzera abbiamo dei cantoni, poi ogni realtà, il Veneto potrebbe essere diviso in cantoni o aree come lo è la Svizzera per dire, ha dei cantoni che hanno bisogno, perché più sfavoriti, perché in condizioni ambientali non appunto migliori per insediamenti, hanno possibilità di tenere imposte anche a un livello molto basso. In Svizzera si arriva al 7-8% in alcuni cantoni per le imposte sui redditi, per favorire l'insediamento, per favorire la vivacità del territorio, se no vi sarebbero delle aree totalmente abbandonate. Quindi bisogna avere una visione completa di tutto il quadro, anche differenziata, sapendo però che le due regole, l'IVA non deve superare il 15% e le imposte sui redditi tra il 20 e il 30%, con facoltà per diverse aree anche di avere agevolazioni, riduzioni ulteriori. Questo il Veneto sarebbe in grado di farlo, non è la mia opinione, io non sono un economista, come l'ho imparato lo riferisco nel senso che abbiamo incaricato degli studi di fare e ci hanno dato questi target, questi obiettivi. Si tratta semplicemente di realizzarli. Sembra un sogno, ma la Svizzera vicino a noi vive una situazione analoga a quella che noi stiamo prospettando, quindi con molta serietà. Invece quelli che vengono a dire no, faremo la flat tax, una sola tassa al 15%, a me pare che siano degli imbonitori, mi consenta che glielo dica.
Settore dell'edilizia, settore immobiliare, invece consumazione del suolo, del territorio, questo è un altro tema estremamente delicato, tassazione anche sulle case, sugli immobili. Ma io credo che la prima casa non debba avere nessuna tassazione. In Veneto possiamo permetterci questo perché Come posso fidarmi anche di voi, Indipendenza Veneta, quanti hanno promesso prima di voi, siamo stufi? hanno ragione, ci sono state tante promesse. Il fatto è che, allora parliamo di questo, il fatto è che tutte le promesse, devolution, federalismo, geometria variabile, asimmetrico, ne hanno inventati tutti i colori, maggiori competenze alle regioni, sono fallite perché per un motivo ben semplice e chiaro. Perché a Roma, se non c'è il consenso di 2/3 dei parlamentari, non si cambia nulla, perché la Costituzione può essere cambiata solo con i 2/3. E quindi tutte le proposte che sono state fatte in quella sede sono fallite. Il cambiamento può venire solo dal territorio, dice, ma allora se non l'hanno fatta a Roma come potete farla da soli? E questo è il segreto un po', è quello che io chiamo lo strappo di legalità. Lo strappo di legalità, cioè vuol dire appoggiare oltre alle norme del diritto interno, anche alle norme del diritto internazionale, mi riferisco al diritto di autodeterminazione, questa scelta di cambiamento e quindi dare ai cittadini la possibilità di determinarsi su questo punto. Ed è il tema dell'attualità, il tema non solo del Veneto, è il tema della Catalogna e il tema della Scozia. Non è un fatto quindi che c'è stata la suggestione un giorno di Morosini e di un gruppo di esaltati, e non lo siamo affatto, anzi penso di essere una persona estremamente razionale e pacata, che hanno inventato un qualcosa che non esiste nel mondo del diritto e nella storia degli Stati. L'esatto contrario. Il diritto di autodeterminazione esiste, è uno sconosciuto, in Italia vorrebbero ignorarlo, ma in realtà non possono. Si tratta di seguire questa strada, che è una strada difficile, lo dico io per primo, ma non impossibile. Non Certo, possono dire che chiarissimo. non esiste, è sconosciuta, quindi bisogna parlarne, bisogna affrontare il tema con la giusta prudenza, con la sapienza di chi sa che è un percorso impegnativo e quindi richiede innanzitutto la condivisione del passato, ma tutto è garantito dall'esercizio della democrazia. La Costituzione italiana ha un articolo, il 21, che garantisce la libera manifestazione del pensiero. Qualcuno invece ci vuole impedire, già dalla comunicazione, partecipare porta a porta, figurarsi a fare un referendum consultivo. Va bene, dopo tantissimi altri messaggi che arrivano che convinti che non ce lo permetteranno mai. Proprio una domanda conclusiva perché mancano 1 minuto e mezzo. Consumo del suolo, Sì, immobili, è eccetera. molto importante, quella nota che oggi riporta il Corriere del Veneto, una nota marginale che non vede cosa io ho detto. Ci tengo moltissimo, per me l'ambiente è la risorsa principale che abbiamo. Poi il Veneto è la prima regione in Italia, anzi la regione che ha il doppio di presenze turistiche rispetto al Lazio, che ha anche il Papa, dico sempre io, se avessimo il Papa anche noi. Ecco, quindi è un valore assoluto il nostro territorio, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista ambientale, dal mare ai laghi ai fiumi, abbiamo la bellezza della natura, credo che è concentrata nel nostro Veneto, è straordinario. Devastato però, devastato negli ultimi 50 anni con una cementificazione selvaggia. Abbiamo 1100 zone industriali nel Veneto, credo che debbano essere riconvertite in gran parte, concentrate con nuovi anche sistemi di produzione di energia, con sistemi ecocompatibili, con l'attenzione e integrazione anche col mondo agricolo, altra realtà dimenticata, che invece potrebbe produrre prodotti appunto di nicchia, di alta qualità. Io spero che anche da Expo, che bene o male tratta della questione dell'alimentazione e quindi dei prodotti della terra, il Veneto possa far capire che ha una opportunità nei settori di nicchia, creando eccellenza irripetibile altrove. E quindi io penso che il territorio, ripeto, dal punto di vista agricolo, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista turistico, sia una cosa straordinaria, sia il nostro patrimonio, il nostro oro nero, la cosa più importante. Continuare a tassare gli immobili in questi termini? Assolutamente no, la prima casa va tolta, lei sa come sono state fatte le case nel nostro territorio, cioè la gente ha rinunciato alle ferie, ha rinunciato a tutto pur di costruirsi la casa. Anche se non ci credono a Roma. Anche se non ci però è avvenuto così, quindi la prima casa va detassata, proprio non va tassato nulla, vanno tassate le ricchezze che vengono prodotte invece con il lavoro e nei parametri che abbiamo detto prima. Chiarissimo, siamo arrivati al termine. Grazie Presidente, avremo ancora occasione magari di fare altri approfondimenti sui vari temi che via via si susseguono d'attualità. Le auguriamo un buon lavoro. Grazie a lei e ai telespettatori. Grazie a voi, noi ci vediamo questa sera alle ore 21, parleremo invece proprio del mercato dell'edilizia, quindi la situazione economica in Veneto, come si sta proiettando e come sta andando. Buon proseguimento a questa sera.